Allora, buonasera a tutti, benvenuti, ben ritrovati. Vedo che siete già tantissimi, effettivamente anche molto puntuali. Ormai in questo che è un appuntamento, diciamo, fisso, lo vado ripetendo da 3 settimane, ma effettivamente è da fine gennaio che ci vediamo ogni martedì, mercoledì e giovedì con i nostri cicli di iniziative. Devo dire anche che mi fa molto piacere potervi quantomeno io salutare voi, ma anche voi ricevo di solito molti saluti, oltre che molte domande in chat. Certo non è come vederci, come facciamo di solito in questo periodo con i nostri convegni in giro per l'Italia, però diciamo che è un bel modo per poterci salutare e per continuare a portare avanti queste tematiche e a formarci su quelle che sono tecnologie o, come nel caso che vedremo oggi, buone pratiche, buone realizzazioni, come i casi studio appunto che andiamo presentando ogni mercoledì. Quindi devo dire che un sentito grazie a tutti voi per seguirci così assiduamente e così in tanti, perché effettivamente siete tantissimi collegati anche in queste giornate. Quindi la nostra promessa è che continueremo anche nelle prossime settimane ad offrirvi, speriamo che lo sia, insomma, finora diciamo che abbiamo avuto un buon livello, una buona formazione di qualità. Detto questo, oggi è la giornata dedicata ai progetti, progetti di riqualificazione in chiave NZEB, progetti di qualche anno fa, progetti più recenti. Ogni mercoledì ne vediamo diversi, però ognuno con una caratteristica particolare che rendono magari il progetto o l'iter che è stato portato avanti durante la progettualità, durante la costruzione, un pochino insolito, un pochino particolare. Oggi ci troviamo con l'architetto Carlo Dario, che vedete già qua collegato da Padova. Con lui affrontiamo una riqualificazione energetica e ampliamento, o meglio, direi quasi il contrario, perché fondamentalmente poi, come ci spiegherà l'architetto, il desiderio e la richiesta iniziale è stata quella di un ampliamento che poi si è trasformato in una riqualificazione energetica dell'intera palazzina, dell'intero edificio. Stiamo parlando di un progetto che ha vinto un Casa Clima Award e che è un progetto certificato secondo il protocollo Casa Clima R. Parliamo di Casa Coppi Mazzonetto, che è un progetto appunto di Dario e Mion Architetti, dove fondamentalmente su questo edificio degli anni 50 si sono trovati ad operare in un contesto che è quello di alcuni vincoli e limitazioni, soprattutto da un punto di vista urbanistico. Quindi io la prima domanda con cui invito l'architetto ad illustrarci questo progetto è proprio se questi vincoli quali sono stati, che difficoltà ci sono state nel progetto e se sono stati questi qui le maggiori appunto criticità che hanno incontrato nel corso della progettazione e dell'intervento che è stato fatto. Prima di lasciare appunto la parola a lui, ricordo però a tutti che è possibile interagire con noi e intervenire facendo tutte le domande del caso tramite il campo chat domande. Cercheremo di dare risposta ovviamente a tutti, le leggerò io e sarà poi mia cura interrompere anche il nostro relatore per poter fare le domande. A questo punto lascio la parola all'architetto che ci illustra appunto queste difficoltà, in che maniera hanno inciso nel progetto e un pochino tutto lo sviluppo e l'evoluzione di questo progetto di Casa Coppi Mazzonetto. A lui la parola, prego. Bene, grazie mille, saluto tutti da Padova, quindi una zona diciamo di quelle più avanti dal punto di vista del coronavirus, ma ce la stiamo mettendo tutta. Intanto ringrazio Edicon per l'invito, volevo specificare che come ha detto prima nella presentazione, il progetto è dello studio di tutti i componenti dello studio, per cui io Carlo Dario, c'è la collega, l'architetto Beatrice Mion e in particolare la progettazione architettonica in questo caso era dell'architetto Roberto Pasqui. L'immagine che vedete non è l'edificio che abbiamo riqualificato, ma in realtà è la specola, che è quella che si vede dalla terrazza però del nostro edificio. L'edificio che abbiamo riqualificato è quello che vedete qui invece sulla sinistra. I nostri clienti lo hanno acquistato il secondo piano, per cui il piano superiore.
chiedendoci poi se era meglio o peggio andare a fare un ampliamento. Ecco, questa forse è stata la parte, forse vogliamo, più difficile, convincere i clienti comunque a fare l'ampliamento, perché l'edificio, cioè l'appartamento che avevano acquistato era di 85 metri quadrati e c'era stato nel frattempo il tema, ma teniamo solo quello o proviamo anche a fare l'ampliamento. Nell'acquisto, visto che la proprietà non era solo loro, perché diciamo la proprietà era questa qua sopra, nell'appartamento questo sotto c'era stato comunque un accordo per poter fare l'ampliamento riconoscendo ai vicini sotto un importo per poterlo andare a fare con il piano a casa. Infatti vedete che sul lato destro la prima parte progettuale prevedeva di riqualificare solo la parte sopra, quindi solo la parte sopra con l'ampliamento. Siamo riusciti a convincere i clienti a fare l'ampliamento e l'altro tema più difficile, forse sempre nel tema delle difficoltà, è stato quello invece di dire dobbiamo farlo in tempi brevi, andiamo a lavorare sopra la testa di qualcuno e quindi anche decidere bene e programmare tutto, cioè la programmazione è stata fondamentale, poi vedrete i tempi sono stati veramente molto stretti. L'altro tema interessante è vedere come poterlo ampliare e qua non occorre che vi spiega io le distanze dai confini, le distanze dai fabbricati e poi quello che resta è quello che potete ampliare, insomma, no? Per cui con le difficoltà notevoli che possiamo inquadrare e vediamo qui poi questo sul lato destro, questa è invece l'ingresso, la vera proprietà, ingresso alla proprietà è questo, quindi che è sempre che qua lo vediamo molto difficile, insomma non potevamo entrare da nessun'altra parte, no? Per cui prima cosa è andare a verificare come fare l'intervento, che tipo di intervento fare, per cui verificare le strutture effettivamente che c'erano nell'edificio. Allora, fondazione, abbiamo fatto dei saggi per andare a vedere le fondazioni che c'erano fortunatamente, non molto spesso si trovano, e poi dei saggi sulla muratura, che abbiamo fatto 3-4 saggi sulla muratura, abbiamo trovato dei mattoni pieni, per cui eravamo anche abbastanza contenti della qualità dell'edificio. Altra cosa, abbiamo fatto con la camera termografica delle verifiche per andare a capire che problematiche c'erano. In realtà avevamo degli elementi molto caldi, abbiamo poi scoperto che era la caldaia della signora del piano sotto che partiva dal garage, i punti termici che c'erano, che erano abbastanza evidenti visto che l'edificio è della fine degli anni 50, per cui andare a individuare bene il tutto. Questa per esempio che vedete è il solaio sul nostro piano collegato con un muro in mattoni pieno e in quel punto lì la signora vicina sotto scaldava benissimo il nostro piano anche senza avere nessun tipo di riscaldamento acceso. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un edificio che è di 150 metri quadrati di superficie netta, in realtà 135 se vogliamo di superficie calpestabile perché c'è anche una doppia altezza, insomma. Per cui dagli 85 calpestabili siamo arrivati ai 135 effettivamente. È stato un bel passaggio e abbiamo anche fatto le verifiche, anche se non era necessario per la casa Clima R, della classe energetica su cui si andava, perché nella casa Clima R certo ci si pone degli obiettivi energetici, però la cosa più importante è riqualificare sapendo che magari hai dei vincoli che non puoi superare, per cui non viene richiesta proprio una classe energetica vera e propria, infatti si chiama casa Clima R. In questa ottica, nella programmazione, abbiamo fatto un primo progetto di riqualificazione dell'edificio con l'ampliamento. L'ampliamento lo abbiamo sviluppato con un solaio, una struttura in legno, questo per andare a caricare molto meno poi l'edificio. In quest'ottica abbiamo rivoltato un po' l'edificio e abbiamo ampliato il terrazzino dell'edificio precedente che era molto piccolo, era grande così e quindi inutilizzabile. Abbiamo fatto un terrazzo che è di 5 metri per 2 metri, in modo che legandolo alla cucina che una volta era posizionata in questa zona qua. Abbiamo rigirato un po' le cose, abbiamo riportato sulla scala, salendo sulla scala, tenendo bassa tutta questa zona qui che vedete,
perché eravamo a meno di 10 metri, per cui siamo rimasti all'interno dell'inviluppo dell'edificio precedente. Siamo entrati e abbiamo fatto le 2 camere, i bagni e il postiglio e la lavanderia. Velocizzando un po', vedete demolizione e ricostruzioni. Siccome avevamo dei limiti molto ben precisi rispetto agli edifici che c'erano vicini, le semisomme delle altezze, per esempio è venuto fuori questo bellissimo spicchio qua, che era una distanza che non potevamo rispettare, derogare, perché una parte dell'edificio, che poi è questa, se lo vediamo qui, doveva essere più bassa, le altezze massime erano limitate qui e quindi abbiamo cercato di incastrare il massimo. A quel punto abbiamo dovuto, per rendere abitabile la parte superiore, abbassare anche il solaio del piano verso il sottotetto. In quest'ottica abbiamo sviluppato degli esecutivi appunto con la struttura in XLAM per fare anche la preventivazione, e la pratica casa clima è inviata avanti così, insomma, no? Per cui particolari e nodi molto, molto attenti. E su questa logica, vedete, sono state sviluppate tutte le sezioni relativamente, e questa era la posizione per esempio del vecchio solaio, la vediamo bene qui, era questa qui, per cui in quest'ottica abbiamo tenuto la scala di accesso con la scala che saliva sopra per riuscire a passare, abbiamo messo questo velux e quest'altro per riuscire a non toccare con la testa, insomma un incastro di spazi e di volumi. Poi gli esecutivi appunto della parte in legno, sempre con il solaio in XLAM per andare poi ad andare a fare la preventivazione, insomma, ecco, e le sezioni nei vari lati. Insomma. In quest'ottica qui l'ampliamento era prima previsto con un XLAM da 10 cm e un cappotto da 20, e nella copertura invece avevamo un 24 cm di isolante in fibra di legno. Qui vedete c'è una trave abbastanza importante, perché è la trave che poi vedremo in pianta mi tiene in piedi la parete inclinata, visto che avevamo meno di 5 metri dal confine. In fase di appalto siamo andati con 3 aziende che sono dovute venire a vedere poi anche il cantiere prima di farlo, per vedere come poi si entrava e per capire quanta difficoltà c'era ad eseguire il tutto. L'azienda che ha vinto poi l'appalto ci ha proposto, per esempio nella copertura, di andare ad agire invece che con 24 cm di fibra di legno, con 32, con una densità più bassa, diciamo che al prezzo uguale, per cui abbiamo accettato. L'altra differenza è che questa azienda preferiva lavorare invece che con l'XLAM, lavorare con la struttura a telaio, e anche in quel caso abbiamo visto che poteva andare molto bene, perché ci riduceva un po' gli spessori, quindi potevamo andare a migliorare poi gli spazi interni, e quindi abbiamo preferito andare poi con l'XLAM. Altra cosa, questa è la casa della nostra vicina, e avevamo previsto di andare giù, come avete visto nel render iniziale, con il cappotto verso la parte, almeno nascondere il cordolo. Poi vedrete che invece fortunatamente ci siamo messi d'accordo con i vicini per riuscire a fare il cappotto anche nella parte inferiore. Chiaramente il cambio di tipologia costruttiva ha implicato anche il cambio e l'aggiornamento di tutti i particolari, per cui siamo andati a rivedere tutti i particolari per quanto riguarda la parete, per cui non più in XLAM ma a telaio, per cui un telaio, lo vediamo indietro qui, dove abbiamo una fibra di legno a bassa densità nella parte interna del telaio, da 15 cm, tavolato esterno inclinato e USB interno, e poi un cappotto da 10 o 20 cm. In questo caso dietro eravamo obbligati, perché non riuscivamo a incastrare il cassonetto, vedete che la parete è molto bassa, non riuscivamo a incastrare il cassonetto nella trave, per cui abbiamo fatto i 20 cm, altrimenti 10 cm di fibra di legno 6+4. Per cui il ridisegno di tutti i particolari per aggiornarli con le nuove stratigrafie, per cui anche questo non è stato facile, però in quest'ottica della programmazione non poteva esserci niente di
un po' confuso e incerto, insomma, che andasse poi a dire ma nel momento mi fermo, ho problemi, no? Altro tema, siamo partiti anche, noi abbiamo comunque la riqualificazione della parte inferiore, che è il tema della casa in muratura, e anche qui tra la casa in muratura e la casa in legno sopra abbiamo 13 finestre e abbiamo 11 tipologie di particolari dei serramenti, insomma. Qua li vediamo, questo è il primo, che è una porta finestra con un frangisole, una porta finestra con un cassonetto per un avvolgibile, che è quello per la cucina, una finestra normale in luce della cucina col frangisole particolare, una finestra invece, tre finestre uguali invece fortunatamente, che erano a filo interno con il cassonetto. Poi abbiamo invece le finestre, quelle che abbiamo visto dietro, con la trave, con il mini cassonetto, che queste sono diverse una dall'altra. Poi avevamo fatto questa versione dove avevamo provato a incassare nella trave qua il mini cassonetto, ma purtroppo l'ingegnere non ha voluto, infatti poi il particolare definitivo era quello che abbiamo visto prima. Poi abbiamo un frangisole invece su una porta finestra che dà sulla terrazza dove si vedeva quella bellissima vista, e un'altra porta finestra con un mini cassonetto, insomma. In quest'ottica poi non è finito qui, nel senso che quello era il nostro progetto l'abbiamo inviato a questa azienda che ci ha seguito e abbiamo mandato i nostri disegni, e loro ci hanno restituito dei particolari, diciamo, di cantierizzazione, e su questi fortunatamente un'azienda con cui noi ci troviamo molto bene, perché riusciamo a dialogare. Molte aziende così, le strutture in legno, quando partono loro non li tocchi più, invece ci hanno rimandato dietro i disegni, li abbiamo corretti, abbiamo fatto i nostri appunti, su questi siamo andati a visualizzare bene come andarli a sviluppare proprio per non avere problemi poi in fase di cantiere. Tenete conto che il cantiere è durato molto poco, poi vedremo quando vediamo un po' di foto, per cui i particolari che andavano bene è da correggere. Poi abbiamo rispediti indietro, ce li hanno rimandati indietro, anche su questi siamo andati a fare gli appunti per andare ad aggiustare le cose che non tornavano, che non andavano bene, per cui i vari incastri, i vari elementi, tra cui il passaggio del camino della signora sotto, piuttosto che gli scarichi pluviali o qualcos'altro, o i pannelli che dovevano essere posati, per esempio della scala con le dimensioni e via di seguito, e poi rimandati indietro, ricorretti, rimandati ancora indietro e poi ricorretti ancora. Finalmente siamo arrivati a dargli l'ok, insomma, per cui finalmente abbiamo beccato il tutto. Altro tema era l'accessibilità al cantiere, per cui abbiamo dovuto capire qual era la dimensione della gru che poteva entrare. Avete visto che non era facile, perché qui abbiamo questo ingresso, abbiamo detto da qui, è una via molto stretta, sono 3,50 m, e poi arriva a 4 metri qui, però una curva molto stretta, e poi l'ingresso al cantiere che era questo, insomma, e la gru doveva essere posizionata qua in fondo. Anche lì con l'impresa che abbiamo scomputato l'appalto, abbiamo fatto una parte edile, una parte di ampliamento in legno, abbiamo visto con l'impresa che doveva fornire la gru come poteva poi arrivarci e che tipo di braccio poteva dare questa gru e che carichi poteva portare, chiaramente, perché poi le pareti sono state di legno, sono state progettate in funzione del carico che si riusciva effettivamente a portare con quel tipo di gru. E qui appunto le varie verifiche che sono state l'accesso del camion in cantiere, che vedete non è facile neanche quello, esecutivi per la parte di demolizione e ricostruzioni, in modo da semplificare, capire già come devono essere posizionati i vari elementi all'interno dell'edificio, le porte, le finestre, quanto spaccare per far girare gli isolanti, e esecutivi, come diciamo, aggiornati per quanto riguarda la parte di struttura in legno. Il problema è stato anche un altro, che noi il rilievo l'abbiamo fatto dall'interno, abbiamo misurato degli spessori dei muri, essendo al secondo piano non siamo riusciti a misurare l'edificio verso la copertura dove andavamo ad agire. Il progetto è della parte di legno, la parte esecutiva della parte di legno è partita un mese prima che noi cominciassimo i lavori, insomma, per la cantierizzazione.
e quindi le abbiamo fatte con le misure che avevamo. Poi in realtà le murature fuori erano un po' non proprio a piombo, insomma, e anche gli spessori dei muri erano non proprio a filo, insomma, paralleli. E quindi alla fine, visto che la casa di legno è molto precisa, è arrivata e abbiamo dovuto adattare il cappotto del piano sotto alla precisione, alla squadratura dell'edificio sopra. Insomma. È iniziato il cantiere l'8 di marzo del 2013, portandosi avanti per quello che si poteva fare dall'interno prima di andare a demolire la copertura, per cui buttando via la parte di laterizio fra le travi del sottotetto. Piccola prima sorpresa, quando abbiamo cominciato a demolire qualche muro e soprattutto qualche intonaco dei pareti perimetrali, abbiamo scoperto che di mattoni pieni ce n'erano pochi, una buona parte erano forati, e questo era verso il vano scale, ma insomma, e questo diciamo che non è stata una bella sorpresa dal punto di vista strutturale. Altro tema è stato il proteggere comunque il cantiere dell'appartamento della signora sotto e quindi mettere una guaina a perdere una volta tolto il massetto e gli impianti nel pavimento del nostro edificio in modo che non arrivasse, se possibile, acqua al piano sotto, se nel caso in cui fosse piovuto. Insomma, chiaramente non succede mai che poi funzioni, però diciamo, i grossi. E qui vedete ancora la posa della guaina con le dinamiche già eseguite, l'arrivo poi del gru, l'incastro e riuscire a portarla dentro il gru, girarla nell'angolo con il braccio e poi è entrata dentro, la vedete lì sulla sinistra di questa foto. Sono iniziate poi le demolizioni della copertura e del solaio in una giornata splendida, vedete, giornata bellissima. Da quel giorno per 31 giorni ha piovuto tutti i giorni, sfiga benissimo, quindi tanto che comunque hai visto la guaina di protezione, ma quella non ti salva, continua a avere, era previsto, lo vedete qua sopra, una struttura che con un telo sopra di protezione, una struttura che protegge di poterla mettere su nel momento in cui c'è avuto, ma in realtà lì pioveva tutti i giorni, per cui un po' di ritardi li abbiamo avuti perché l'impresa ogni giorno doveva togliere e rimetterla su. No? Poi qui vedete, tolto il solaio della parte di copertura, è stato demolito tutto fino a qui per fare ricostruire un nuovo cordolo, perché in realtà il cordolo che c'era prima, come si poteva immaginare, era un cordolo di 15x15, neanche a filo esterno, per cui molto più piccolo, e con un ferro solo liscio nella parte sotto. L'abbiamo dato per certo che non ci fosse ferro e quindi l'abbiamo demolito, lo vedete qui, fino a qua sopra, insomma, come abbiamo detto, per fare costruire il nuovo cordolo. Qui vedete la casseratura per la ricostruzione dei cordoli, chiaramente tutto perimetrale, con l'inserimento anche delle putrelle dove c'è quella doppia altezza che vedremo dopo. Poi un'altra cosa particolare, sono state negate delle piastre qui sopra che tengono su poi la futura terrazza che ci sarà al piano sotto, per una struttura metallica che viene agganciata lì sopra. E qui il passaggio della parte della caldaia, che fortunatamente la signora sotto ha deciso di passare da una caldaia normale ad una condensazione, per cui invece di avere un camino esterno siamo riusciti a farla passare dentro alla parete perché a una temperatura molto bassa ce lo permetteva. Qui vedete, noi diciamo sempre che questo era un cantiere sostenibile perché nella gru si è poi posizionata una tortorella che controllava effettivamente l'andamento del cantiere. Insomma, no? Ecco qua l'arrivo poi delle pareti del solaio, la prima parte del solaio in Ixlan, e vedete che questo è l'ingresso del cancello, per cui lì il camion è entrato dentro. Io per entrare dentro il cantiere ho dovuto far tirare giù le sponde, salire sul camion e passare, insomma, questo per capire anche un po' la difficoltà. La posa del solaio è un solaio da 16 cm, non abbiamo delle luci grandissime, abbiamo scelto il solaio in X piuttosto che le travi perché a livello di spessori guadagniamo
3-4 centimetri, non tanto, però ci dava una mano, posato perimetralmente, e poi l'arrivo delle pareti, sempre vedete anche qui una volta scaricate con il camion lì, con la gru, e sempre calibrate come abbiamo detto prima. La posa delle pareti all'interno, abbiamo detto un USB incastrato bene nella parte interna, e poi invece un tavolato inclinato nella parte esterna. Vedete anche il solaio posizionato qui e fissato con del chimico e dei tirantoni che lo fissano in modo molto stabile sui cordoli, che chiaramente abbiamo fatto nuovi. Questo invece è molto importante perché poi è l'attacco tra il solaio e la muratura, e quello è un punto dove può passare l'aria, per cui è stato posizionato sia una banda in EPDM nell'appoggio del solaio, ma anche poi nastrato bene nel bordo, l'attacco tra il CA e il pannello di Xlam. La posa del freno vapore sulla copertura, e poi il primo strato di isolante da 16 cm con i travetti in verticale, e i travetti poi posizionati trasversalmente, e gli altri 16 cm. Il telo di tenuta al vento, chiaramente vedete tutto molto ben nastrato dappertutto, e ventilazione, tavolato, e poi guaina e tegola canadese, proprio anche per ridurre al massimo i pesi, insomma. Anche qui vedete sempre quel particolare lì dell'attacco tra il solaio e la parete, e la schiumatura dove era impossibile magari andare a fare diversamente, no? Qui vediamo il cappotto nella parte esterna, Scusa della Carlo, parte se dietro. ti posso fare io Sì, una domanda, che magari può essere un attimino per capire. Tu già dall'inizio hai affrontato il tema dicendo avevamo scelto prima un Xlam, poi ci siamo spostati su una struttura a telaio, però fondamentalmente sempre legno, diciamo. sì, Adesso hai introdotto un altro tema che era quello dei pesi fondamentalmente, sì. quindi di andare un pochino a ridurre il carico. Qui abbiamo fatto un intervento che già si vede, è un qualcosa di effettivamente, non è un cantiere semplice, vuoi per la logistica, ma vuoi anche per il fatto che c'è una persona, una proprietà diversa che sta al pian terreno, quindi diciamo che è un qualcosa di effettivamente importante ed invasivo. Mi viene da pensare che una scelta legno, da un lato per velocizzare questo cantiere, quindi per Sì. tra virgolette essere un po' più rapidi in un qualcosa che va se non altro a sconvolgere un attimino la vita residenziale di una persona. Dall'altro lato però anche in tema di pesi questa cosa può essere interessante, cioè come rispetto alla parte che avete un pochino ampliato, quanto è andato ad incidere questa cosa in termini di peso? Perché mi pare che non è stato fatto un lavoro di consolidamento che forse avrebbe reso impossibile, trattandosi del pian terreno di una proprietà diversa, un progetto di questo tipo Assolutamente, qua. sì. Infatti poi vedremo, vi farò un esempio anche di un altro cantiere dove invece sono state fatte delle scelte diverse. Allora, uno, era impossibile intervenire dal punto di vista strutturale se fosse stato necessario. Allora, quello che abbiamo fatto era di capire effettivamente, anche per rispettare la norma, che prevede che non sei obbligato a riconsolidare tutto l'edificio se non superi il 10% del peso delle strutture del peso precedente. Abbiamo fatto questo ragionamento. In realtà è stata la cosa sorprendente, è stata che noi abbiamo, rispetto a quello che abbiamo demolito, per cui abbiamo demolito il solaio sottotetto, le murature perimetrali, mattoni in buona parte pieni, il muro di spina centrale pieno, il solaio di copertura, se quello pesava 100, la nuova struttura con un piano in più sopra, di sola struttura pesava 50, per cui metà di quello che abbiamo demolito. Caricandoci anche sopra i massetti, le finiture, tutto quello che ci andava dietro, i capotti e tutto quanto, l'edificio nuovo complessivo pesa meno di prima, perché la parte, diciamo, ricostruita pesa 80 rispetto al 100 demolito di prima, ma però con un piano in più, insomma. Quindi questo Ecco, sicuramente è stata una scelta che è stata vincente, insomma. certo, Poi diventa certo. difficile se no gestirla diversamente, no? Approfitto di questo attimo, diciamo, di stop perché nel frattempo è arrivata una domanda
da parte di un progettista, anzi ne sono arrivate due e cerco di fartele tutte e due, poi andiamo ad analizzare la parte appunto del cappotto. Buonasera, le chiedo se sussiste un vantaggio tecnico nell'avere un tavolato in legno vero e proprio rispetto ad un classico OSB. Questa è la prima delle domande che è arrivata. Sulla parete esterna, ok? Sì, guarda, Sì, magari rispondo intanto diamo subito, no? una risposta a questa. Sì, sì. Allora, è una tipologia costruttiva delle aziende più che altro, non è un vero e proprio vantaggio. Dal punto di vista, di solito si vede questa tipologia di struttura di parete a telaio fatta da aziende che sono carpentieri del legno da una vita, insomma, ecco. Altrimenti se sono aziende che si sono avvicinate alle strutture legno di recente, a parte che il 99% usa solo l'Ixlam, se fa il telaio normalmente fa un USB interno e esterno. In realtà l'USB interno e esterno non è corretto dal punto di vista della migrazione del vapore. Quindi se vogliamo avere, tra virgolette, un vantaggio, quello potrebbe essere visto nel senso che è una migrazione del vapore, la parete è sempre più permeabile dall'interno verso l'esterno, quindi sicuramente più interessante. Perfetto. L'altra domanda invece ha a che fare più con il tema dell'ancoraggio. Ci chiedono come è collegata la struttura in platform alla sottostruttura con le azioni orizzontali, esempio sisma, se sono stati posti in opera degli hold down. Certo, sono stati posti tra le pareti e il solaio nuovo che abbiamo fatto in Ixlam, assolutamente sì. Sì, sì. Sia esternamente dove si poteva, sì, oppure anche internamente. Il tutto è stato ancorato solidamente, chiaramente. Per quanto riguarda il cappotto, che qui vediamo adesso per ora è stato fatto in fibra di legno, vediamo quelli due spessori, quello esterno dietro vedete tassellato perché sono 20 cm, mentre tipicamente quello da 10 cm è possibile graffarlo. Per quanto riguarda poi il cappotto sotto, siamo andati in sovrapposizione con il cappotto in fibra di legno per almeno lo spessore del solaio del cordolo in CA per evitare poi spessure e crepe. Eravamo abbastanza titubanti da quel punto di vista perché molti ci avevano detto di non cambiare materiale o comunque di mettere un giunto tra i due materiali, soprattutto la casa in legno e quella in muratura. Insomma è dal 2013 che lì è ancora perfetto, di crepi non ne ha neanche uno, quindi o hanno lavorato bene o è andata bene, insomma, però diciamo che almeno la sovrapposizione dei due materiali così fatta non ha evidenziato tipologie di problemi, insomma, ecco. Vado avanti? Perfetto, al momento di domande non ce ne sono ancora, quindi andiamo avanti. Se poi ci sono altre questioni ti interrompo volentieri. Insomma. Perfetto. Poi il cappotto è stato finito, rasato, messi i paraspigoli, rete 45, intonaco di fondo con rete superficiale. Dal punto di vista interno abbiamo usato una lana di roccia nei 5 cm di intercapedine dell'isolante e poi un gesso fibra come da 1,5 cm sulle pareti per aumentare un po' anche la massa interna. Questo è poi il volume che vedete di questa nuova terrazza che è stata creata e a questo punto bisognava tirare giù la gru perché sennò non riuscivamo a mettere l'impalcatura per finire poi la parte del cappotto di questa terrazza e di finire il tutto. Il problema è che c'era la nostra tortorella che 2 giorni prima del spostamento della gru ha deciso per conto suo di spostarsi nella grondaia della casa di fronte. Forse ha capito che non era più aria, però ci teneva comunque a controllare il cantiere per vedere se era sostenibile. Insomma, no? Non ho inserito qui, ma magari ne parliamo anche, la parte del cappotto della parte di muratura invece l'abbiamo fatto con un EPS graffitato da 14 cm in teoria, lo dico in teoria perché poi in alcuni casi siamo arrivati a 16 cm, in alcuni casi siamo partiti dai 10,
perché proprio per riuscire a prendere gli spessori e prendere il filo della struttura in legno sopra, abbiamo detto molto ben squadrata, e visto che le pareti non erano poi così a piombo, abbiamo dovuto adattare il cappotto per riuscire ad andarlo a fare in modo corretto e chiaramente lineare verso l'esterno, no? Come un po' su tutti i cantieri nostri, da quando ci occupiamo di Casa Clima, cioè dal 2006, vincoliamo poi il passaggio, lo svincolo diciamo di un 25% dei lavori, un po' per tutte le aziende, idraulico, elettricista, seramentista, imprese, al passaggio del blower door test. Qui vedete che lo stiamo facendo e ci sono un po' tutte le persone che hanno collaborato preoccupate. Infatti tutte seguono la persona che sta facendo il blower door e controllano se effettivamente hanno fatto bene il loro lavoro. È andata bene anche questa volta. Questa è la doppia altezza dell'edificio, dove c'è quel volume che vi dicevo prima che non è stato possibile alzare. Insomma, allora abbiamo creato questo spazio con questa doppia altezza che vede verso la parte superiore. Insomma. Questa è la mia collega, l'architetto mio, sopra la scala, che sta controllando anche lei il risultato. Ecco, qui vedete il risultato dell'edificio finito. In realtà non ho mai sostituito le foto perché mancavano ancora un paio di grondaie. La cosa interessante è che, ve lo vediamo qui, non c'è più quel segno di divisione fra il piano sopra e il piano sotto, proprio perché la signora sotto, siamo stati fortunati nella fase di cantiere perché sfortunatamente si è fatto male una gamba, quindi per un paio di mesi se n'è andata, e se avete già fatto cantieri sicuramente con vicini, il fatto di non avere il vicino, soprattutto quello sotto, è stato fantastico perché diventa molto difficile da gestire. Poi proprio in fase di cantiere, visto che era stato riconosciuto un importo per poter fare l'ampliamento della parte sopra, siamo riusciti a convincere, visto che la figlia della signora ha detto ma qua stanno lavorando bene, a fare anche la riqualificazione del cappotto fino poi alla quota diciamo, del piano terra, insomma. Per cui anche la signora poi ha cambiato le finestre, gli avvolgibili, insomma abbiamo alla fine riqualificato l'edificio, malgrado avessimo previsto di fare solo la parte superiore. E devo dire che anche la signora è molto contenta, insomma, ecco. Questo è il risultato poi finale. E come dicevamo prima, abbiamo vinto poi il Casa Clima Award nel 2014, ci ha fatto molto piacere. Di solito, anzi di solito sempre, facciamo il monitoraggio poi dell'immobile per vedere se effettivamente quello che avevamo previsto è quello che effettivamente consuma. Allora, in quel periodo lì eravamo in una fase di transizione per quanto riguarda la parte degli impianti, si parlava di pompe di calore, ma avevamo avuto delle brutte esperienze in un altro cantiere con la pompa di calore, perché erano le prime che partivano, per cui alla fine siamo andati con la semplice caldaietta e un pannellino solare che mi fa anche l'acqua calda, oltre che la caldaia, insomma. I fuochi sono a gas, per cui impianto banalissimo, tradizionale, proprio nessun tipo di fotovoltaico, mentre c'è la VMC. Avevamo detto che veniva tra i 27, in realtà alla fine è venuto 29 kWh metro quadrato anno. Abbiamo fatto il monitoraggio dei primi 3 anni per capire effettivamente i consumi, e qui vedete che è legato però anche agli inverni, perché noi controlliamo anche quando sono le temperature media invernale, per cui nel primo anno avevamo 10,6 gradi di temperatura media, e tenete conto che il calcolo viene fatto per la legge 10 con 7,6 gradi qui nella nostra zona, per cui 400 euro di riscaldamento e di ACS, euro pagati di bolletta, ok? Poi siamo passati a 4,70, avendo anche un inverno più freddo, vedete 1,5 gradi di differenza, e poi siamo arrivati ai 5,20, che in parte è legato un po' all'inverno un po' più freddo,
al fatto che era arrivata poi anche la nascitura dei nostri clienti, e quindi hanno, diciamo, di solito quando arrivano i piccoli si tende un po' a riscaldare un po' di più. E altra piccola cosa, e alla fine questa casa diciamo che consuma intorno agli 800 euro, dagli 800 ai 900 euro l'anno, di tutto, acqua calda e riscaldamento, a parte acqua calda e riscaldamento e elettrico, luce, illuminazione, elettrodomestici, insomma. Quindi penso che il risultato di 135 metri quadrati netti, abbiamo detto. Quindi il risultato Non so se sicuramente. l'hai già detto con un costo dell'intervento di... Allora, qui siamo dell'intervento, diciamo, al metro quadro lordo, siamo a 1350 euro a metro quadro, tra riqualificazione del piano sotto e demolizione e ampliamento del piano sopra. Per cui sicuramente interessante. Poi in centro a Padova, se siamo proprio in una zona centrale, ha un valore negli anni, insomma, sicuramente interessante. Allora, è Sì, arrivata qualche altra domanda perché sì, vedo che stai entrando su già un sì. argomento successivo. Allora, in particolare chiedono, ci sono due persone diverse che fanno domande su un po' il discorso della gestione delle intemperie, nel senso che un progettista ci dice la casa ha scarsa protezione di gronda per la scelta della finitura bianca è un normale prodotto silossanico resistente alle intemperie oppure ha un effetto autopulente? Normalissimo cappotto con finitura silosanica, in tonachino silosanico. E è una scelta progettuale e devo dire che a distanza di ormai 7 anni è ancora perfetto. Sì. In altri casi c'è successo invece che avesse qualche problemino anche molto prima, invece per adesso non ci sono muffe, non c'è niente. Perfetto. L'altra cosa che poi ci chiedono, perché effettivamente dalla foto qua non si vedono, ci chiedono se i pluviali sono stati incassati nel cappotto. No, tutti esterni, come anche le guide degli avvolgibili. E se riusciamo a convincere i clienti, adesso qui manca effettivamente, non ho mai messo la foto aggiornata, definitiva, e qui manca, abbiamo la gronda che viene fuori qui. Ok. E Certo. sono scelte, no, la gronda all'interno della struttura non la mettiamo mai, e come neanche, dicevamo, incassiamo le guide, ma le guide stanno sempre esterne, questo per proteggere il cappotto e le guide. Per quanto riguarda la grondaia, se si può evitare di incassarla, si fa, insomma. Quindi abbiamo una sulla fronte qui e poi ne abbiamo un'altra dietro sull'edificio nella parte dietro in fondo, mentre il volume ha invece una piccola uscita lateralmente di là. Basta. Certo. Poi, allora, prima di riportarci su un'altra domanda che ha a che fare un pochino con alcune scelte architettoniche, ci chiedono, non so se l'avevi detto, a me l'avevi accennato prima, non so se l'hai accennato anche in questa presentazione, quali sono stati i tempi di realizzazione di questo progetto? Sì, abbiamo detto siamo partiti il 13 di marzo e a fine agosto era finito, per cui 5 mesi, poco più di 5 mesi, 5 mesi e mezzo, tenendo conto che abbiamo perso una settimana proprio perché continuava a piovere, quindi non si riusciva a lavorare. E per un cantiere del genere è sicuramente molto interessante come tempistiche, insomma. Stressando un po' tutti, Certo. perché non Certo, puoi certo, anche permetterti per quello che ci siamo un'ora. detti prima, velocità, perché qualcuno ha fatto la battuta nel senso di come avete fatto a levare di mezzo, perché chiaramente un aiuto la signora del piano di sotto, ma non per altro, perché avrebbe inciso in maniera, diciamo, un intervento del genere, e sia per voi che per la signora è stato un bene il fatto che ci sia stato questo Ai fortuito miracoli non si dice mai di allontanamento. no, insomma. In realtà poi siamo stati fermi un'altra settimana nel framezzo perché i vicini ci hanno mandato i vigili pensando che stessimo imbrogliando sulle altezze, le distanze, le quote, poi ce le hanno mandate un'altra volta
in realtà era tutto a posto. L'ultima volta abbiamo detto ai vigili venite su, controllate anche dietro, perché si chiama anche quello dietro, che sia tutto finito e sia a posto, per cui abbiamo perso un'altra settimana anche lì, perché aspetta, sistema, pulisci, perché quando vengono fuori, insomma, però in realtà era assolutamente tutto nella norma, anzi di solito quando succede così i vicini hanno meno, per nostra esperienza, 3 abusi, quindi sono quelli che di solito li fanno che pensano che gli altri facciano lo stesso dalla loro parte. Certo, c'è ancora qualche domanda? Allora, una che fare con un elemento che si vede in questa foto, ma si vede molto bene in un'altra, e ci chiedono qualcosa in più rispetto a quello allo sporto dell'alloggio superiore, nel senso che è forse un elemento che anche nel resto del paesaggio, o comunque nella situazione di partenza iniziale, è quasi un qualcosa che proprio sporge e ha questo elemento architettonico Volume. importante. Ci chiedono effettivamente qualcosa in più, anche se è stata una scelta vostra, se è stata una scelta in qualche modo che è piaciuta, che è stata appunto portata avanti anche dalla committenza stessa. Qualche informazione in più, ecco. Sì, allora è stata una scelta nostra per rendere vivibile la casa, nel senso che prima c'era il terrazzino che era 1,10 m di profondità e 3,5 m di lunghezza, che assolutamente era inutile. A quel punto lì dovevamo fare qualcosa di utilizzabile. Allora, uno, abbiamo spostato la cucina da quella parte lì, e due, abbiamo creato questa struttura, magari non l'ho fatta vedere bene, ho fatto un po' di slide per essere un po' più veloce, però è una struttura metallica che ha delle putrelle che abbiamo visto prima, sono agganciate sul nuovo cordolo che abbiamo fatto, che sta sospesa perché ha le putrelle qua sopra e poi ha dei tubolari da 6 cm, di spessore 4 mm, che la tengono sospesa. Infatti questa parte qua è appesa sopra, per cui è tutto attaccato sopra. Dal punto di vista formale, sì, è una scelta che abbiamo fatto noi. In realtà loro volevano, i clienti, averla più aperta in questa zona qui, perché ci tenevano ad averla con una grata, diciamo con un parapetto, però noi, siccome questo lato è il lato sud, li abbiamo fortemente sconsigliati, perché altrimenti il pavimento si sarebbe scaldato moltissimo nel periodo estivo e sarebbe stata poi inutilizzabile alla sera. Per cui ci hanno poi seguiti, abbiamo fatto poi il tamponamento pieno e a noi non dispiace, dopo è una parte che, diciamo, architettonica che secondo me è interessante, insomma, anche se uno può dire nel contesto della zona magari può stridere, ma in realtà sì, se uno non dovesse guardare questi aspetti non lo dovrebbe mai fare, insomma, perché difficilmente ti trovi in Certo, una zona completamente libera. E poi se in una certo, zona certo. agricola non lo puoi fare perché è zona agricola, allora non si vede dove si potrebbe farlo, insomma. Certo. Vado avanti con le domande perché ce ne sono ancora parecchie. Allora, un dettaglio del cassonetto. Ci chiedono se i cassonetti del falso telaio sono di tipo monoblocco termoisolato e se hanno anche dei buoni requisiti acustici. Non sono del tipo monoblocco, ma sono cassonetti singoli. Allora, per quanto riguarda la parte della muratura, abbiamo dei cassonetti in EPS, dal punto di vista acustico hanno l'intonaco all'interno, quindi non hanno grosse particolarità. Sono dei cassonetti che noi facciamo fare di solito a misura, un'azienda che ce li fa esattamente con gli incastri, con gli scassi precisi come li vogliamo. Dal punto di vista acustico, questa non è una zona soggetta a problemi acustici e in realtà appunto dentro l'edificio non ha nessun tipo di problema. Per la parte in ampliamento, in alcuni casi quando lavoriamo con il legno non facciamo neanche fare i cassonetti, ma li lavoriamo direttamente con la parete di legno, con il telaio, lavoriamo con dei pannelli di legno e non lavoriamo quasi mai anche sul legno con il monoblocco. Questo perché appunto un po' l'EPS se si può evitare. Qui in alcuni casi l'abbiamo usato, in altri no. Però insomma non lavoriamo principalmente con il monoblocco. Anche qui abbiamo nella parte muratura abbiamo risvoltato il cappotto
e abbiamo lavorato direttamente con il cappottista. Certo, vado oltre, ce ne sono ancora parecchie di domande. Allora, tempi di progettazione, hai parlato di tempi di costruzione, cioè dei tempi di intervento, pardon, tempi di progettazione, perché prima hai insistito su quell'aspetto che è Qua ci stato sono una delle andati via difficoltà. 6 mesi, 6 mesi, tanto, praticamente come il cantiere. Sì. Perché un po' per il progetto, vabbè, ma quello è andato in parallelo, diciamo, ma per la parte esecutiva, proprio per riuscire ad avere definito tutto molto bene, siamo stati fortunati, devo dire la verità, i clienti, a parte qualche modifica interna di pareti nella parte superiore, erano molto convinti, perché tu non puoi mandare avanti un esecutivo se il cliente non è allineato con quello che vuoi. E un po' è stato difficile, per esempio, convincere loro a fare queste finestre, porte finestre, perché noi volevamo portare dentro molta luce, come l'abbiamo portate poi dai Velux che c'erano qui sopra, avete visto, e per noi, ma perché cosa serve la porta finestra? Ma non serve, siamo al secondo piano, ma non serve a niente. In realtà quello che ha cambiato poi l'effetto dentro, insomma, anzi sono rimasti molto contenti di quell'aspetto lì, però bisogna lavorarci bene. Poi la parte esecutiva, come avete visto, per esempio solo per la parte di uno progetti in Xlen, poi cambi, fai a telaio, poi il telaio lo verifichi 3 volte, pensate voi i tempi che ci vogliono, insomma. Era una sfida e se guardassimo dal punto di vista economico, ecco, è meglio che non ci chiedate quanto abbiamo guadagnato, insomma, ecco. Allora, vado oltre, diciamo così, allora. Una domanda sull'isolante, sull'isolamento. Posso chiedere se può ripetere come hanno gestito lo spessore del cappotto in fibra di legno? Ci fa Sì. anche l'esempio, prima 10 e poi 20 cm in appoggio sui 10, ci chiede. No, allora, abbiamo lavorato solo nella parte posteriore, nel lato inclinato, dove abbiamo quegli cassonetti, mini cassonetti che erano 18 cm, abbiamo lavorato con 20 cm, quella parete strana con quella trave molto alta. E in quel caso lì abbiamo lavorato con dell'isolante posizionato in mezzo ai travetti per uno spessore di 10 cm e poi il cappotto all'esterno. In tutte le altre pareti, sempre in fibra di legno, abbiamo lavorato con i 10 cm grafati, che poi sono 6 cm grafati e 4 cm porta intonaco esterni, quelli che poi sono adatti per far attaccare poi la finitura, insomma, dell'intonaco. Nella parte inferiore, invece, della parte di muratura, invece abbiamo lavorato con questi 14 cm di EPS di media, insomma, che partiva dai 10 per arrivare ai 16, insomma. Sempre sul tema dell'isolamento, il diverso spessore di cappotto nell'esistente ha creato problemi di tipo termico sulle pareti interne? Sull'esistente no. No, il cambio dai 10 ai 16 assolutamente no. Dentro l'edificio è perfetto, a distanza di 7 anni non ha nessun tipo di problema né di muffe né di niente. Ci sono stati dei problemi di infiltrazioni per raccordi, ma particolari che poi sono stati risolti subito. Ok, vado avanti selezionando un pochino le domande perché abbiamo una seconda parte. Vabbè, arrivano dei complimenti, dei ringraziamenti. A me, colleghi. Allora, questa io interpreto perché arriva una domanda che forse è un tema che non abbiamo ancora o abbiamo affrontato in maniera marginale, poi il resto, diciamo che di domande che sono arrivate ti lasciamo andare avanti con la seconda parte e finiamo questa parte. La domanda è molto secca. Dal punto di vista antisismico, punto di domanda, io credo che chiedono se è stato fatto un lavoro, essendo intervenuti diciamo, in maniera poi globale sull'intero edificio, credo che la domanda si riferisca se è stato considerato anche quel tipo di aspetto e di problematica. No, dal punto di vista antisismico purtroppo non è stato fatto niente perché l'alternativa era non fare niente, nel senso che lavorare su una struttura di questo genere, poi lo vedremo sull'esempio che vi faccio vedere dopo,
dove è stata fatta un altro tipo di scelta, dove non è tua proprietà, e tra l'altro non c'erano neanche i bonus fiscali a quel tempo per il punto di vista sismico, e comunque voleva dire probabilmente tenere solo il piano com'era e riqualificare così l'edificio, perché intervenire sul piano sotto dove c'era la signora che non aveva assolutamente intenzione di spendere un centesimo, se non guadagnarci qualcosa invece dal tutto, voleva dire non fare niente. E quindi è stata fatta questa scelta, diciamo, se vogliamo, azzardata o meno, ma in realtà, come vi ho spiegato prima, in quest'ottica, questo edificio, cioè se avessimo tenuto l'edificio così com'era, era molto più pesante di come è adesso. Quindi abbiamo alleggerito l'edificio, per cui la scelta è stata quella. Uno, per decidere se fare o no l'intervento, perché altrimenti saltava tutto, insomma. Certo, certo. Ti lascerei andare avanti con la seconda parte, perché è un tema fondamentalmente anche questo essenziale, cioè parliamo proprio di scelte, quando ci si trova davanti a una scelta, se intervenire, diciamo, demolendo o intervenire in qualche modo ristrutturando, qual è, io ho visto la tua presentazione prima, e capire effettivamente qual è il limite è molto importante anche per saper gestire interventi di questo tipo qua, che appunto nel momento in cui sono in un contesto urbanistico come questo, in cui hanno proprietà diverse, cambia completamente l'orizzonte temporale, cambia completamente l'orizzonte dei costi, di invasività dell'intervento, quindi effettivamente è questa seconda parte che può essere anche molto utile. Se ci sono domande invito altri a farle, poi se c'è tempo le teniamo comunque per il termine di questa parte. Sì, volentieri. Sì, ho fatto quest'ultima parte perché è un tema, penso che sia capitato più o meno a tutti, no? Io in questo edificio qui, in questo particolare esempio che vi faccio vedere, ci sono entrato solo come consulenza energetica, per cui siamo arrivati in un edificio di 2 piani, assolutamente abitabile, nel senso che, a parte vedete la qualità dell'edificio, senza infamia, senza lode, però se uno voleva andare, poteva andarci a abitare, insomma c'erano i serramenti, c'era tutto. E anche pagato, e siamo in una zona centrale di Padova, quindi pagato non poco. E quello è il problema principale, perché tu paghi un edificio non poco e quindi spiegare al cliente che non vale niente dal punto di vista strutturale è un po' difficile. E in questo caso non eravamo noi a fare queste scelte e siamo stati solo interpellati per quanto riguarda la parte energetica. Vedete questa immagine qui sotto, che è la parte più importante, perché a un certo punto, in fase progettuale, questo pilastro qui, questo è una specie di seminterrato, dove avevamo circa 1 metro e qualcosa, 1,10 m mi pare, il cliente quel pilastro lì nel piano sopra non lo voleva vedere, perché veniva fuori nel soggiorno, nel progetto che aveva fatto questo tecnico. E dice all'ingegnere, ma lo possiamo demolire? E l'ingegnere dice, certo che si può demolire. Un po' strano, secondo me non è così facile togliere un pilastro. E certo, si può demolire, però bisogna rinforzare strutturalmente tutto l'edificio. Allora a quel punto lì, quando io sento questa logica qua, okay, tenete conto che come vedete qui, in questo edificio era previsto di fare un piano sopra, più un altro sottopiano sottotetto, per cui ampliarlo di 1,5 piani, tra virgolette, e di fare un piano interrato con l'edificio esistente. Quando si è parlato di andare a rinforzare dal punto di vista strutturale l'edificio, mi sono guardato con l'impresa che lì e ho detto guarda, conviene secondo me demolirlo, no? L'abbiamo detto al proprietario, ma il proprietario non ne ha voluto sentir parlare. Per cui non eravamo noi progettisti, noi abbiamo detto solo quello che pensavamo. Vi faccio vedere poi com'è andata. Allora qui si è andati avanti a scavare per circa 4 mesi sotto, con l'edificio così com'era, e intervenire, come vedete poi sugli angoli, a fare dei pilastri aggiuntivi, a scavare delle sottofondazioni a pezzi, per cui sotto alle fondazioni che arrivavano fino a qua, delle sottofondazioni per andarle a reggere, lo vediamo anche qui, mettendo già un isolante dietro verso l'esterno per evitare poi il ponte termico della struttura dalla parte esterna,
e se potete immaginare che lavoro è stato fatto, questa è la quota 0 esterna, questa è la quota 0 esterna, e da qua a qua sono 3,50 m, tanto per capire, no? Per cui la fondazione arrivava qua, e la fondazione non era un cordone in cemento armato, ma erano questi sassi che vedete qui, insomma, no? La scelta è andata avanti così, l'impresa è stata eccezionale perché è riuscita a gestire, vedete poi questi setti posizionati verticali fatto a pezzi, poi sbancato sotto la fondazione, con la fondazione che miracolosamente restava su e gettato sotto e collegando poi i due pilastri, e poi lo vedete già qui, insomma, tenendo su chiaramente ancora quei pilastri centrali, e lavorando poi cominciando a salire sulle murature perimetrali e andando a già prevedere di isolare verso l'esterno quei pilastri per evitare appunto il ponte termico comunque nella fase di riqualificazione. Poi si è arrivati a un certo punto, che era già prevedibile prima, a dire ma i solai esistenti come facciamo a tenerli su? Ma non sono, tanto se togliamo qua non riusciamo a farli star su, bisogna consolidarli. Quanto costa consolidarli? Ma costa un sacco di soldi, allora conviene buttarli via. A quel punto andiamo avanti, va avanti il cantiere chiaramente e si comincia a demolire. Si comincia a demolire i solai e alla fine, come vedete qua, sono stati demoliti tutti i solai, un po' alla volta, per arrivare poi qua. Le pareti erano in mattoni non pregiati, anzi lo vediamo anche qui, qui avevano preso fuoco a un certo punto, anzi l'edificio in realtà, andando a verificare bene com'era stata la stratificazione, c'erano 3 edifici uno dentro l'altro scavando sulle fondazioni, per cui le pareti esterne erano fatte con un mattone affiancato ad un altro mattone, non erano neanche legate, per cui non di pregio. E quindi arrivati a questo punto questi pareti fanno tutte schifo perché non servono a niente, si rifanno le sottofondazioni, si fa la fondazione, drenaggio sotto, la vasca, impermeabilizzazione, un lavoraccio assurdo, e con già fatti tutti questi setti si gettano i solai e poi alla fine si dice ma adesso come si va avanti con la struttura sopra, e si decide alla fine di demolire anche tutte le pareti. Okay? Allora uno si chiede qual è il limite, no? Il limite era ben visto, cioè noi per esperienza lo abbiamo già provato più volte. Allora uno quando devi intervenire e andare a lavorare sullo spostamento per esempio del solaio, già il solaio di copertura, piuttosto che i solai intermedi, non vale la pena di tenerla su, mai. Abbiamo già fatto fare i preventivi con tenendo su perché i clienti poi non ci credono, perché è difficile dire un edificio di 300.000 euro non vale niente, è solo volume, per cui fai il preventivo prima tenendolo su e fai il preventivo demolisci e rifai tenendo conto che quando rifai fai tutto nuovo e tutto funziona molto bene, qui invece avete visto è tutto un rattoppo, per cui devi riuscire a spiegare al cliente e convincerlo che effettivamente ha comprato volume che butta via. La conclusione è stata che, vedete qui, le pareti sono state fatte poi in calcestruzzo cellulare, uno anche per migliorare dal punto di vista termico, invece di avere un mattone pieno, e anche alleggerire un po' la struttura che comunque era già stata dimensionata prima, e poi il cantiere è andato avanti per i fatti suoi, insomma, perché ci siamo anche dimessi da seguirlo, insomma, ecco, perché non condividevamo le scelte, insomma, ecco. Questo per dire che penso magari a volte sia successo anche a qualcun altro che non è facile spiegare al cliente la strada da intraprendere e poi prendere anche scelte di dire arrangiati, insomma, se vuoi andare per la tua strada. E sono arrivati effettivamente dei commenti di sconcerto, di follia di questa cosa, perché effettivamente dei tecnici, molto probabilmente meglio di un committente, si rendono conto di questo tipo di difficoltà, di questo spreco fondamentalmente
di risorse. Sì, io non ho detto che facendo 2 conti a spanne sono stati spesi su quel cantiere 150.000 euro in più a tenerlo su, insomma, sì, sì, rispetto a certo. quello che sarebbe costato comunque. Diciamo non bruscolini, nel senso, No. rispetto anche a un investimento iniziale di acquisto di quel Sì, volume, con un certo appunto contributo, andarne a investire così diventa un qualcosa che effettivamente, come molti hanno sottolineato, è una follia. Io farei solo ancora una domanda relativa all'intervento precedente, poi magari ti facciamo sì, avere le altre domande che sono arrivate, che puoi rispondere, puoi dare risposta magari in separata sede. Ci chiedono la parte ingegneristica dell'edificio, quello che hai presentato ovviamente, quello sì. precedente di Casa Coppi Mazzonetto, se è stata fornita da voi o se invece è stata fornita direttamente come consulenza, come supporto dall'azienda di produzione del legno, insomma, da chi vi ha realizzato quella parte. No, è stata seguita da un ingegnere De Biasi che ci affianca quando ci sono queste rogne pazzesche, perché com- a- aveva la doppia difficoltà di agire su un esistente e sulla parte di struttura in legno e lui si è occupato di entrambe, insomma, per cui ci è servito da interfaccia, perché non è il semplice caso in legno dove diciamo può occuparsene bene o male anche lo strutturista dell'azienda, perché parte da una platea e vai su. Qui avevamo da lavorare sulla parte esistente, per cui consolidare l'esistente, quel volume che stava appeso, e avevamo bisogno di uno di fiducia, insomma, per cui ce l'ha seguita direttamente un tecnico con cui collaboriamo spesso. Certo. Allora, io a questo punto direi che siamo stati nei tempi e abbiamo concluso, quindi direi di ringraziare l'architetto Carlo Dario per la sua disponibilità, per averci illustrato questo suo progetto. Come dicevo, per altre domande che sono arrivate, magari alcune sono anche ripetizioni di cose che abbiamo già detto, però noi le giriamo all'architetto di modo che possa avere l'opportunità di darvi risposta. Io ringrazio anche tutti voi per questa assidua partecipazione, perché stiamo veramente crescendo di settimana in settimana. Io ho cominciato 3 settimane fa, vedo dei numeri che stanno effettivamente molto crescendo, quindi come dicevo prima mi fa molto piacere, anche perché scorrendo la lista delle persone vedo alcuni di voi che incontro in giro, quindi sono molto contento di avervi con noi. Come dicevo, domani abbiamo un ulteriore appuntamento che chiuderà la nostra settimana di web conference prima di arrivare appunto alla prossima. Il giovedì tradizionalmente, o comunque da gennaio, è la giornata che dedichiamo al legno. Guarda caso oggi ne abbiamo avuto un po' un antipasto, diciamo così, visto che abbiamo parlato di una sopraelevazione realizzata con quel materiale. Domani però entriamo in un aspetto diciamo tecnico, che non è una presentazione di un progetto, ma è un'analisi di quella che è la tenuta all'acqua e la durabilità di un edificio con strutture in legno. Quindi ci sono già molti di voi che sono iscritti, ma chi fosse interessato a quell'argomento e comunque a tutto il ciclo legato anche all'architettura in legno, la giornata del giovedì la dedichiamo a quello, sempre dalle 5 alle 6, quindi orario dell'aperitivo ci teniamo compagnia. Andate sul nostro sito Edicom Eventi, da lì avete tutti gli strumenti per i prossimi appuntamenti per poter raggiungere l'appuntamento di domani, registrarvi e partecipare proprio come avete fatto quest'oggi. Vi ringrazio a questo punto, vi saluto, vi auguro un buon aperitivo, perché l'orario effettivamente è questo, una buona cena, una buona serata, e con chi vuole ci vediamo domani. A presto.